Stiamo assistendo alla fine del ciclo annuale della vita delle Fallas. Ogni 19 marzo, giorno di San Giuseppe, durante la Cremà si bruciano più di 700 Fallas in un fuoco purificatore. Fallas che trasmettono la coesione umana e intergenerazionale del quartiere in una tradizione che si tramanda di padre in figlio. Dalle ceneri rinascerà l'estro e il lavoro di squadra della collettività fagliera per creare la faglia dell'anno successivo. Le sue origini più remote sono ignote. Le cronache medievali parlano di falò alimentati da pezzi di legno e vecchi mobili appiccati dagli abitanti del quartiere con l'arrivo della primavera. Altri racconti legano la celebrazione all'arte dei falegnami e alla festività di San Giuseppe. Poco più di 150 anni fa, però, sorgono i primi dati sulla festa delle Fallas, così come si conoscono al giorno d'oggi. Nelle vie di Valencia appaiono queste singolari sculture fatte di legno, vestiti e cera. Sin dall'origine è avvenuta una continua evoluzione della festa. Questa evoluzione si può osservare nella festa e nelle stesse Fallas. Lo spirito rinnovatore della celebrazione ha permesso l'evoluzione della festa stessa e della Fallas. Le Fallas, una vera e propria vetrina della realtà, hanno uno spiccato spirito critico, proprio dell'indole del popolo valenciano. Ogni anno migliaia di valenciani e turisti di tutto il mondo si recano a Valencia per immergersi nella festa, nella tradizione e nel colore. La faglia è il filo conduttore della festa. Si tratta di una scultura effimera, costruita nel corso dell'anno, che si mostra al pubblico il giorno dell'assemblaggio, conosciuto come il giorno della plantà. La plantà è il culmine del lavoro realizzato da artigiani specializzati e da cittadini, una grande scultura che nasce da un giorno all'altro nelle vie di Valencia. Anche se vengono utilizzati mezzi meccanici, c'è chi mantiene la tradizione e continua a fare il montaggio al tombe. La faglia ha una struttura di legno ed è ricoperta di cartapesta, stoffa e nuovi materiali. La sua anima, però, è la critica satirica, spigliata e libera su personaggi e temi di attualità. La satira viene trasmessa dai ninots, ovvero i pupazzi, e dai versi scritti in valenciano che, come fossero scene di un film, sviluppano il tema centrale della faglia. Ad ogni faglia viene associato il llibret, una guida scritta che spiega il tema centrale della faglia in lingua valenciana. He aquí a los ninots que este año se han salvado del fuego y que son llevados triunfalmente al museo donde se guardan las mejores creaciones de cada año en el gran retablo de las Fallas. Il carattere libero e democratico della festa si riflette ogni anno con l'indulto di un ninot, scelto tramite una votazione popolare. Questa figura si salverà dal fuoco e sarà portata al Museo Fagliero, un luogo dove si respira la tradizione e il rispetto per il passato. La creazione della faglia implica un grande sforzo e anche un grande lavoro di squadra di molti degli abitanti del quartiere, i faglieros. Per coordinarsi, i faglieros creano squadre di lavoro o commissioni con specifiche funzioni. Il luogo di riunione di questi gruppi è il casal, spazio di coesione sociale dove si mescolano persone di diversa età, sesso e provenienza
con un obiettivo in comune: la creazione della Faya e il coordinamento delle attività sociali, culturali e solidali dell'anno. Tutti gli anni ogni commissione faiera sceglie le loro regine e damigelle, così come la stessa festa sceglie le loro regine della festa delle Fallas. Durante il loro regno saranno le ambasciatrici della festa ovunque vadano. La Faya è un grande asse sociale che lega persone, quartieri e città con la storia, la tradizione e l'artigianato locali. Grazie alle Fallas coesistono e si sviluppano numerose corporazioni di artigiani. Fra i principali protagonisti della festa si trovano gli artigiani fayeros, un insieme di architetti, scultori, pittori e arredatori. Sono in grado di dar vita alla Faya con le loro mani, integrando le ultime tecnologie con antiche procedure manuali, sempre nel rispetto della tradizione. Sono artisti che trasmettono oralmente le proprie conoscenze, anche se al giorno d'oggi questi giovani professionisti possono formarsi nei centri ufficiali. Grazie ai vestiti tradizionali indossati dai fayeros durante le celebrazioni, orefici, parrucchieri, fabbricanti di ventagli e artigiani della seta arricchiscono la festa con le loro creazioni. La filanda jacquard vanta più di 2 secoli di tradizione nell'elaborazione della seta. Tramite l'uso di spolette, migliaia di fili di colori diversi si intrecciano senza sosta. Il risultato sono capolavori di stoffa. La tradizione si evolve anche nelle sapienti mani degli orefici e nel preciso colpo del cesellatore. Senza dimenticare la tradizione pirotecnica che scorre nelle vene degli abitanti di Valencia, perché uno degli elementi essenziali della festa è la polvere da sparo, nelle sue diverse forme e presentazioni. Petardi come Trons de Bac, le Mascletaes o i fuochi d'artificio della Nit del Foc invitano i turisti e i visitatori a unirsi alla festa. I professionisti pirotecnici mischiano colore e suono in un perfetto equilibrio che fa battere i cuori e immerge la città in una nuvola di polvere. Mentre la polvere crea un'esplosiva colonna sonora, i musicisti che accompagnano la celebrazione mantengono vivi i vecchi spartiti. La musica tradizionale è suonata dalle bande musicali.
e dai gruppi di tabal e dolçaina, strumenti genuini e peculiari di queste terre. Le fallas e il loro attuale impatto mondiale sono frutto del lavoro di squadra dei cittadini, rappresentati dall'ente chiamato Giunta Centrale Fayera e dalle istituzioni pubbliche che sostengono la festa. Il lavoro della Giunta Centrale Fayera, organismo di rappresentanza democratica delle fallas, viene rafforzato dal grande sostegno che ha sempre offerto il Comune di Valencia. L'unione di forze ha permesso di ottenere il riconoscimento della festa a livello mondiale. Le fallas sono parte di una rete globale che si estende da Valencia nel mondo. In qualsiasi paese è possibile seguire in diretta l'attualità della festa, i suoi eventi e il suo cuore pulsante. Se sei a Valencia durante la festa delle fallas, devi vivere la celebrazione per strada. Marzo diventa un mese pieno di eventi legati alla festa. Passeggia fra le sue vie. Osserva come si trasforma la città e immergiti nella celebrazione. Durante la crida, la regina della festa delle fallas ti invita a partecipare alla festa. Se sei venuto per conoscere le fallas di Valencia, buttati nelle strade e unisciti alla marea umana. Valencia, città cosmopolita e all'avanguardia, ti invita a conoscere le sue imperdibili fallas. Ogni mattina, ciascuna commissione fayera organizza la sua particolare sveglia, Despertà. Puoi iniziare la giornata vibrando con i Trons de Bas. Nel tuo percorso per la città, guarda e osserva la bellezza dei vestiti tradizionali e i loro variegati accessori. Ascolta le bande di musica e i gruppi di tabal e dolçaina. Fatti scattare delle foto con le fallas e insieme ai fayeros e condividi le tue esperienze nei social network. Visita i musei della festa, il Museo Fayero ed il Museo dell'Artista Fayero. A mezzogiorno avvicinati alla piazza dell'Ayuntamiento e preparati a vibrare con la sonorità della mascletà. Se sei a Valencia, goditi la nostra gastronomia e i frutti della terra. L'offerta floreale alla Madonna de los Desamparados è uno degli eventi più emotivi della festa. Quando arriva la sera, Valencia e le sue vie si illuminano in modo spettacolare per ricevere i visitatori. Durante la Nit del Foc, i migliori pirotecnici si battono in un duello di luci e colori. E il giorno 19 non ti perdere il rinascere del ciclo delle fallas. Immergiti nella festa e nel suo sentimento di coesione umana, multiculturale e intergenerazionale. Quella sera, molti paesi intorno a Valencia diventano un gran falò che rinnova vita e stati d'animo per iniziare di nuovo il ciclo l'anno successivo, che porta al rinascere delle fallas.